Terzo mercato dell'export made in Veneto, i dazi decretati dal nuovo corso dell'amministrazione USA targata Donald Trump non fanno dormire sonni tranquilli agli imprenditori. Se per ora i due ordini esecutivi firmati dal presidente americano si limitano a 90 prodotti, il futuro resta incerto. Noi nel 2016 abbiamo esportato negli Stati Uniti quasi 5 miliardi di euro di prodotti, soprattutto macchinari, occhialeria, tessile, abbigliamento, calzature, mobilio, bevande, quindi praticamente tutti i nostri settori, i principali distretti sono coinvolti. Un momento delicato per l'economia dei paesi dell'Unione Europea che devono capire cosa accadrà dopo l'entrata a regime della Brexit e che già vivono le penalizzazioni dell'embargo nei confronti della Russia. Il rischio, non poi così lontano, è quello di un effetto domino. L'Unione Europea in questo modo si dovrà difendere e quindi potrebbe introdurre dei nuovi dazi nei confronti dei prodotti americani e quindi instaurare, mettere in piedi un meccanismo che poi magari non sia in grado di controllare. Il deficit commerciale a stelle e strisce sfiora i 500 miliardi di euro, da qui la dichiarazione di una vera e propria guerra commerciale. Prudente il presidente del Veneto Luca Zaia. La partita dei dazi va affrontata assolutamente con i piedi di piombo, come si dice, no? Bisogna essere innanzitutto a conoscenza di quello che poi gli americani hanno scritto. Andremo a vedere, andremo a capire. Ovvio è che a noi non piace aver problemi nell'esportazione dei nostri prodotti, però è altrettanto vero che vorremmo prima capire cosa ha deciso il governo degli Stati Uniti.